Emanuela Perenzin, Latteria Perenzin, siamo qui nel locale di Emanuela, si sta organizzando per la riapertura. Possiamo vedere un raggio di sole e quali difficoltà trovi a servire di nuovo la tua clientela nel momento che aprirà? Il raggio di sole anche no, guarda, piove fuori, quindi no, è molto dura, è molto difficile. Noi, come vedete, siamo comunque aperti perché il nostro è anche un negozio, quindi ci troviamo con un'ulteriore difficoltà perché la somministrazione per noi è un complemento al negozio e stanno creando delle regole solo per il bar fine a se stesso, quindi una persona alla volta. Ad esempio, questa è una delle cose che ho sentito: come facciamo a far entrare una persona alla volta quando ho già 1-2 persone in negozio? Oppure servire il cliente fuori in macchina, cioè ci sono delle cose, poi magari saranno tutte notizie fake, ma attualmente insomma, mi arrivano tutte queste cose. Abbiamo delle idee che sono quelle di, essendo sostanzialmente un bar, un cheese bar, organizzarci come un autogrill, quindi fare in modo che il nostro cameriere resti dietro al banco, quindi a distanza di sicurezza, e il cliente ordini, paghi e si porti da solo al tavolo le cose. Questa è una delle prime idee che ci è venuta, che però stiamo elaborando perché ci sono chiaramente tutti i problemi del caso, quindi non è una situazione molto semplice, è difficile da gestire. Ne stiamo parlando proprio in questi giorni a livello del mio team e proveremo, inizieremo, cioè è chiaro che la cosa più importante è quella di cercare di spendere meno soldi possibile. Sto già vedendo i primi problemi a livello di azienda come caseificio, il costo delle mascherine, il costo dei guanti, a parte appunto il costo enorme di tutte queste cose, perché sembra di no, ma se un'azienda continua a lavorare ha bisogno di quotidianamente dare a disposizione dei propri clienti gli strumenti idonei al lavoro, ma sono dei costi enormi, e io da produttore bio, per mia filosofia, sto anche pensando all'ambiente. Pensate a quanta carta per pulirsi le mani, quante mascherine, quanti guanti, quanto più inquineremo per questa cosa. Per me è terribile anche questo. Infatti di mio sto cercando di capire qual è la mascherina migliore per far sì che mi duri, ma per far sì di non doverla buttare per forza, però deve essere sana, deve essere adeguata alla protezione per il mio dipendente, e soprattutto perché sta arrivando il caldo e questa è la mia grandissima preoccupazione, deve essere agevole da indossare, perché una cosa che ti dà fastidio addosso te la togli istintivamente anche se non vuoi. Quindi credo che il futuro delle mascherine sarà quello di essere assolutamente confortevoli addosso, e questo è uno dei problemi che sto riscontrando in quello che vedo. Hai toccato un argomento importante e interessante, però io vorrei che tu mi facessi un'ultima riflessione sulle difficoltà, sui costi e sulla possibilità, se c'è, di avere delle agevolazioni da parte dello Stato, perché da come mi dicevi prima state affrontando veramente dei costi enormi con grossi sacrifici. E le scorte c'è la produzione in più. Le scorte che crescono. Allora, costi enormi, guarda, da solo vediamo che ci sono le protezioni in plexiglass, noi le abbiamo messe già da parecchio tempo proprio per difendere i nostri dipendenti. Non ho ancora ricevuto il conto, ma sicuramente sono dei costi in più: il sanificante, le mascherine, i guanti, e anche il più tempo per eseguire le cose è un costo, perché non ho visto grandi cose. Io mi sto organizzando perché ho chiesto un finanziamento, però vi dico che non è così facile, tanta burocrazia e anche insomma i tassi di interesse non sono proprio splendidi. Le scorte non è che possiamo
magari venire più avanti e fare scorpacciate di formaggi, scorte infinite. Beh, voi potete venire anche subito a fare scorpacciate di formaggi, qui ce n'è, quindi nel momento in cui tutto si è risolato ci siamo detti, beh guarda, anche se ci chiudono dentro qui, morire di fame non moriamo. Sì, per noi stanno chiaramente crescendo perché anche è un fenomeno fisiologico per quanto riguarda la mia specifica produzione, perché il latte di capra adesso sta avendo il massimo picco da adesso fino alla giugno-luglio, la massima produzione che c'è, quindi se poi hai anche di conseguenza una leggera flessione sugli acquisti perché ti manca l'export, perché non riesci a vendere tutto come prima, perché questo è il motivo, stanno crescendo le scorte. Noi ti facciamo un in bocca al lupo, speriamo che le difficoltà non siano proprio elevate, che questi decreti vadano a cambiare ed avere delle soluzioni più semplici e un arrivederci, un abbraccio. Io credo comunque di tenermi fortunata perché la nostra comunque è una di quelle aziende che ha continuato a lavorare tra le 1000 difficoltà che ci sono, quindi non voglio troppo lamentarmi. È chiaro che anche noi abbiamo veramente difficoltà. Sono vicino ai miei colleghi, ad esempio, che hanno solo un bar, hanno solo un ristorante, a tutte quelle aziende che sono chiuse. Lì posso capire che la difficoltà sia veramente enorme, quindi sono con loro. Grazie Manuela. Prego. Ciao, arrivederci. Grazie.